Pramena si apre sta finestra e entra all'urto un cielo sta ammassata e aspettano con me che stia affacciata. La staia nasce dormendo chiaia camminza allora e entra che s'avvaglia sto che parieglia che aspetta a te per vedere che sa faccia così bella. Passa da fuori tutta la nottata si aspetta scatta quando stai affacciata. Passa da fuori aspetta scatta quando stai affacciata. Tutto vostro l'applauso, grazie, avete mantenuto le aspettative di questa splendida performance. Ritorniamo alla poesia con un altro giovanissimo, un altro studente del quinta liceo scientifico che declama i versi scritti bellissimi da Raffaele Caforio. Davide Semeraro in Famma Sunnà di Raffaele Caforio. Vai, un giovane coraggioso, forza. Martana Maia, te tengo in tu cuore, il paese dell'artira e dell'umma de fura. A vasta una resce de sola, che te viste de mille colore, più chiara, più scora, un quadro più bello che per te tu signore. A premare a mene, ogni chiesa sono i cambene, e dalle veglie si spanna la dore du pene. Martana Maia, te tengo in tu cuore, il paese dell'artira e dell'umma de fura. Perché d'aria fresca e profumata, ogni rana si ammaglia per cominciare la santa giornata. U trainiere, u casedere, u meste d'ascia, u ferrere. A pocca si stotano i l'uomo e dalle sciumaniere si alza in gila una bucchetta di fome. Dalle iosere e dalle inchiostre, poi i mammere nostre sono sempre intriete, a tesse e a fullà. E quando apponno il sole, tutto attorno a buffetta si fa una croce, per ringraziare Cristo di cui mangiare. Martana Maia, fammi campare. Martana Maia, fammi suonare. Grazie a te Davide, anche tu hai contribuito a questo sogno di Buon Natale Martina, sei stato bravo. Ritorna alla musica con una performance di altissimo livello. Un nostro concittadino che si è distinto in altri campi artistici, ma che ha guardato sempre alla musica come suo, credo, hobby principale, ispirazione di vita. Signore e signori, benvenuto Messia. C'è questa antica canzone martinese scritta da Prete e Francesco Griffi per l'accompagnamento al pianoforte del maestro Palazzo. Benvenuto Messia, Umolurdene, grande applauso ci vuole qua. La 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 la.
Tutte me dicono che sono sfatiate, so belle chiacchiere nonna gli verdete, volete capire che verità, come l'ordine che ti saccia fa, e già, mi alza pomeriggio, mi scopette, basta un cenembitto fazzoletto, stranghetti calze, e la paglietta scusa, come l'ordine d'un cosa ci fa. Mentre tocca a vederla, mi voglio a ristorare, per l'aria di pascia, io mi metto a passeare, ma ancora già spunta, mi da tu, mi da te, mi da tu, mi da te, se mette la chiama. Plim plom, al club m'insuren allo stradone, detengo vostra una vera passione. Arriva, c'era volte pomazzeca, che si avete, che non può stancare. Venuso Pietro, macca tu giornale, fazza calisce, mi mette la chiela, o le cenanze, o vuota andretta a mersa, e dopo stanca, me lo stiene sopra sofà. Mentre tocca a vedermi, me voglio a ristorare, per l'aria di pascià, io mi metto a passeare, ma ancora già spunta, mi da tu, mi da te, mi da tu, mi da te, se mette una chiama, mannaggia di femmina. S'affana sotto per una scampagnetta, o un pranzo, una cena, o una mangietta, un sciuca, una guacezza, un festene, e beh, come l'ordine, e no, non può mancare. Fa vedere suona e canta a martinese, sto con 3 siete a scopo e a calabrese, a balla polca, un fostro e per un valse, come l'ordine, tengo un saccio fa, e già, mentre tocca a vederne, me voglio ristorare, per l'aria di pascià, io mi metto a passeare, ma ancora già spunta, mi da do, mi da te, mi da do, mi da te, se mette la chiama. Ma ancora già spunta, mi da do, mi da te, mi da do, mi da te, se mette la chiama, se mette la chiama, se mette la chiama, e là! Eccezionale, tutta colpa della fotografia. Immaginate se non fosse stato un grande artista dell'obiettivo, che cosa avrebbe fatto nella vita? Ti sarebbe piaciuto?
No, saresti stato anche un ottimo caratterista, sicuramente. Il un grande macchiettista. A proposito, macchiettista, voglio fare qualche ringraziamento. Se la macchietta vi è piaciuta, il merito più che mio è del professor Don Giuseppe Prete, che ha fatto i versi, e del mio grande maestro Francesco Griffi, che ha fatto la musica. E merito anche del nipote Gianni Griffi, che purtroppo mio carissimo amico e mio perfetto coetaneo, che stasera purtroppo non è con noi. Infatti. Perché lui ha conservato religiosamente lo spartito originale dello zio, vecchio, degli anni '20, come io ho conservato rigorosamente il bastoncino degli anni '20 di mio padre, vecchio pure lui. La paglietta autentica che me l'ha prestata l'amico Pasquale Fasano, vecchie porchiette, un cantante, anni 30, vecchie porchiette, tutte vite. Scusa, benvenuto tu che, oltre a essere un grande maestro della fotografia, un ottimo artista, sei anche una persona a cui tutti riconosciamo il gusto del saper vivere, il savoir vivre. Saper pedalare. È anche un grande sportivo, è un ottimo ciclista, un'altra alternativa interessante. Ma nella Martina del terzo millennio, Sopustradon del terzo millennio, Minzurung, ci sta qualche Molurdana ancora in circolazione? Tu riesci a cogliere una figura? Quelli che ovviamente vedo oramai sullo stradone sono i vecchi pensionati come me. Io però non ci sto con questo stradone perché tengo vai pedalando, altro bravo. che Ma da i grande vecchi sportivo. pensionati, non so se hai notato, a seconda come un vinto o sono quando tramontane se ne vanno mero teatro verde, quando esce rock se ne vanno merasta. È un dettaglio meteorologico. Non vedo più il maestro Paolo Palazzo. No, è in giro. Allora, per la verità, il maestro Paolo Palazzo ha la grande colpa di aver portato uno scatolo di cioccolatini là dietro, e questo sta, diciamo. Devo ringraziare che mi ha accompagnato in maniera brillante, e poi, se permettete, voglio fare un ringraziamento all'amico che mi ha prestato la paglietta. Naturalmente voglio farlo in martinese e in rima al mio solito. All'amico Pasquale Facchiet, gli dice grazie che mi hanno prestato la paglietta. Eccezionale. Voglio anche ringraziare il maestro Paolo Palazzo. Sta mangiando i cioccolatini in questo momento. Naturalmente poi Palazzo a rema non ce la faccio. Paolo ti ha risparmiato, va bene, vieni con noi, vieni tu, bravo, grazie. Non ti posso baciare perché ha poco so cacciare cose, no? Comunque ti devo ringraziare immensamente. Ripeto, non posso farlo in rima, Pusene che l'hai fatto per tutto il cuore, ma gli animi hanno uccidito. Signori, ancora grazie. Grazie a te, grazie a voi, grazie, benvenuto. Veramente notevole, uno spaccato di vita di una Martina che non c'è più, ma veramente efficace. Ritorniamo alla poesia e l'atmosfera torna a farsi rarefatta, perché abbiamo una poesia molto intensa di Rosa Maria Vinci, recitata dalla stessa Rosa Maria, che si intitola Terra Mai. Prego. Terra mai, terra mai, terra mai, profumo dolce e coriran. Terra mai, come a te non scionavan. Arrambachete sopra una pitta, minza la leghi alla ciuppone. Quando manca te la spitta, te men lucchia a Franca Martene. Brama si presenta a chi si reggiana, che du barocco è monumento. Gli dedichete a San Martino, che ne protegge continuamente.
sopra Valle da Maron, terra mai tutta faccia, e pusol che sta pon, dell'andac vera faccia. Faccia veste e faccia strane, falla di che sa terra meta, su di due furani, mena sanna allontaneta. Tra le trolle e le casiede, alluminate sotto talone, lasciano proprio come stede le martinesse d'ogni fortuna. Grazie, grazie. Un momento molto intenso e ha fatto magicamente la comparsa sul palco questo tavolo che contiene alcune targhe, che è un momento che non è un'autocelebrazione, è un momento veramente di grande intensità collettiva. Io ho bisogno di una valletta, vieni tu con me? Ah, bella valletta, grazie. E adesso è il momento della consegna di alcune targhe che sono il simbolo del ringraziamento, ma sono accompagnate da un grandissimo sentimento di gratitudine per la presenza qui di alcune associazioni, alcuni sodalizi importanti nel tessuto connettivo martinese. Io fra poco li citerò, anzi comincio a chiamare i presidenti di questi sodalizi, che sono il Rotary di Martina Franca. Prego sul palco il presidente Guelfo Strippoli, che salutiamo, che ringraziamo per questo gesto di classe, per essersi tolto il giubbotto. Il Lions Club Host di Martina Franca è presente? No, non c'è al momento. Il Lions Club Valle d'Itria, ce l'abbiamo. Poi c'è il Club Soroptimist, ma penso ci stia raggiungendo. Benvenuto Presidente, buonasera. E infine abbiamo il Zonta Club. C'è qualche rappresentante? Eccola la signora Angelini, grazie per essere qui. Sono alcune associazioni che meritano questo riconoscimento, perché è straordinaria la loro attività di impulso culturale, ma anche solidale, perché loro sono dei club service e che hanno proprio tra i fini della loro esistenza proprio quello di aiutare il prossimo, e lo fanno in maniera meravigliosa. A me ho la grande fortuna di assistere a moltissime delle manifestazioni che loro organizzano, sono tutte eccellenti, di altissimo profilo e soprattutto anche molto incisive sul piano pratico, lo dobbiamo dire, quindi un altro applauso per i nostri amici. Allora, adesso, perché? Allora, le targhe, consegna una targa al presidente del Rotary Club Guelfo Strippoli, il professor Colucci, che chiamo sul palco. Anche a lui tributiamo un caloroso applauso, perché è una delle colonne portanti di questa associazione. Buonasera professore, consegna la targa. La targa al Lions Club Host Martina avrei dovuto consegnarla io, quindi visto che al momento ancora non sono arrivati i rappresentanti, non ne vedo, non ce n'è, mi farò carico di fargliela pervenire. Per me è stato un grande onore. Poi c'è il Lions Club Valle d'Itria, che viene accreditato di questo riconoscimento. Giovanni Nardelli è con noi. Per il Soroptimist è la signora Rosa Maria Vinci, che dovrebbe consegnare, e per lo Zonta Club Gianni Nasti. Dov'è Gianni per consegnare la targa? A te l'onore di consegnare la targa che ti passa la nostra bravissima Valletta. Grazie a voi per esserci.
e grazie per quello che fate per la nostra città, per il lustro che le date. Sono associazioni di tenore internazionale, come tutti sapete. Ecco, questa prima fase di consegna delle targhe, grazie Rosa Maria per essere intervenuta a dare una mano, è stata esaurita. C'è un momento particolare perché la persona che sto per coinvolgere è stata citata anche prima ed è stata definita una delle ispiratrici di questo movimento dedicato alla riscoperta e alla difesa del dialetto martinese. Nel suo salotto culturale sono scoccate le prime scintille d'amore per questa associazione. La dottoressa Teresa Gentile, che riceve la targa che viene consegnata dal presidente dell'associazione d'Acutez, l'Accademia d'Acutez, Vito Carbotti. Prego, Teresa Gentile, che è anche una valente operatrice dell'informazione. Ho l'impressione che tu voglia dire qualcosa. Dovrei dare un po' le motivazioni di questa. Le motivazioni le ho anticipate prima e noi in una circostanza, io ho scritto da qualche parte che tutto sommato questa accademia si sente un po' una gemma di questo salotto. Speriamo che questa gemma diventi sempre più florida a favore chiaramente dei ragazzi per lo sviluppo e per la conservazione dei valori del dialetto. Questa targa mi coglie veramente di sorpresa, è stata una grande sorpresa, no? Non me l'aspettavo, tanto è vero che volevo io fare la sorpresa a lui e avevo preso questa bella targa, c'è il nostro cavallo rampante e quindi è un omaggio che voglio fare a Vito Carbotti per il suo coraggio, per aver scelto veramente gemme di cultura, per aver scelto persone eccezionali, per fare insieme una serata eccezionale che dà onore veramente a Martina e alla martinesità. Gli dono anche uno spicchio di arcobaleno, colore del tramonto, è uno spicchio particolare, ti manda un forte messaggio. Quello che Martina non sia più soltanto la città della Valle d'Itria, sia ricordata come la città del Festival della Valle d'Itria, ma anche città di innumerevoli talenti e quindi un vero laboratorio culturale, quello che si sta rivelando l'Accademia della Cutizza. Complimenti. E il prossimo riconoscimento va al maestro Giovanni Griffi, che come vi ho detto prima non è qui con noi per motivi di salute, ma che riceve uno straordinario riconoscimento, il titolo di socio onorario dell'Accademia d'Acutez con la motivazione per la lunga attività musicale svolta a favore del dialetto martinese. E questa serata ne è l'ennesima dimostrazione, ma io credo che la consegniamo a Benvenuto Messia, che chi la porta? Ah, benissimo. Il maestro Giovanni Griffi, erede e continuatore della più pura e insigne tradizione musicale martinese, vero virtuoso del pianoforte per mezzo del quale padroneggia i più vari generi musicali, compositore e paroliere di canzoni italiane e in vernacolo martinese, ha musicato la Via Crucis su testo del grande librettista e poeta Pietro Metastasio, opera sacra questa divenuta ormai un classico ed imperdibile appuntamento legato ai riti della Settimana Santa. Con il suo indiscutibile talento traduce in musica le nostalgie, le aspirazioni e i sogni della più autentica martinesità. Ancora un applauso per il maestro Griffi. Volevo solamente aggiungere che questa targa non è solamente un riconoscimento, ma simboleggia anche che noi fino a poco tempo fa eravamo 18 soci, tutti membri dell'Accademia. Giovanni Griffi viene nominato socio onorario e quindi da questo momento siamo 19 soci.
L'ultima targa è appannaggio del primo cittadino che in tema di martinesità non è secondo a nessuno, come tutti sapete, ma non è qui. Io avevo anche il compito di rappresentare le scuse per la sua assenza e quindi avrò il piacere, visto che me l'ha chiesto lui, di portargli questa bella targa che è i saluti dell'Accademia d'Acutezza e di questo pubblico. Lui avrebbe voluto essere qui per fare gli auguri tanto all'associazione quanto a questo straordinario pubblico. Lo faccio io, anche perché mi pagano per fare. Quindi scusate la battuta e vi porto gli auguri del sindaco di buon anno a tutti quanti. Grazie. Esaurita questa fase, ringraziamo i graditissimi ospiti e ritorniamo alla musica mentre i nostri giovanotti, ma è un eufemismo dei miei peggiori giovanotti, vabbè, mentre i nostri ragazzi si impegnano per riportare la normalità sul palco, e abbiamo citato prima il grandissimo maestro Giovanni Griffi, che è ancora protagonista per essere l'autore di questa canzone tipicamente martinese al 100%. La canzone si chiama I Campene de San Martene ed è eseguita dal tenore Gianni Nassi, che vi ricordo è sempre sotto effetto di raucedine, e quindi un grazie straordinario, accompagnato dall'altrettanto eccezionale maestro Paolo Palazzo. Signore e signori, I Campene de San Martene. Sona campene, sona campene de San Martene, che sei l'ora più bella, quando sona campene dell'Ave Maria, quando è che Martene, Martena vecchia, mi fece incantare, mi fece incantare, mi fece incantare, Martena vecchia, Martena mai, quando è che Martene, Martena vecchia, mi fece incantare, mi fece incantare, mi fece incantare, Martena vecchia, Martena mai. Yes, nonna, fazzuttone, venda chi si assenta funzione, portu levre di giaculatorie, rei l'anima d'ubriatori, quando è che Martene, Martena vecchia, mi fece incantare, mi fece incantare, mi fece incantare, Martena vecchia, Martena mai, quando è che Martene, Martena vecchia, mi fece incantare, mi fece incantare, mi fece incantare, Martena vecchia, Martena mai. Sona campene, sona campene
Martene, che esse è l'ora più bella, quando su una campana te lavo marecchia, quando è che sole Martene mai mi fece incantare, quando è che sole Martene vecchia mi fece incantare, mi fece incantare Martena vecchia, Martena maia. Grazie maestro. E ancora un ringraziamento supplementare a Gianni Nastri per il suo eroico coraggio. Si mette in gioco e rischia. A proposito di mettersi in gioco, se me l'avessero detto soltanto 3 mesi fa che io stasera mi sarei trovato su questo palco, già era difficile per me perché è un periodo che non ho tanto tempo da dedicare, anche se sono bellissime e nobili manifestazioni, ma se mi avessero detto, caro Giovanni, che 3 mesi fa io mi sarei trovato con il personaggio che sto per introdurre su questo palco, avrei detto evidentemente avete bevuto troppo o si tratta di uno scherzo o di un film di fantascienza. In realtà ho il grandissimo onore di introdurre quello che scherzosamente è stato, nelle retrovie dell'organizzazione dello spettacolo, è stato definito il mio valletto, in realtà un grande amico, grosso professionista, una persona di grande spessore, è stato anche presidente di un Lions Club di Martina Franca, però la persona che sto per introdurre ha il grandissimo coraggio di mettersi in gioco in nome della sua martinesità e della vostra martinesità, perché adora la sua città, adora la sua terra, adora i suoi concittadini. Signore e signori, Vincenzo Colucci, qui con me, che è... Agostino, grazie. Buonasera. Innanzitutto devo salutare e ringraziare il pubblico per questa partecipazione alla manifestazione dedicata al dialetto martinese. Quindi dal momento in cui bisogna parlare in dialetto martinese, io devo parlare in dialetto. Sì, no, abolito l'italiano. E scusatemi se ogni tanto dirò qualche parola in italiano. Dunque, a Martina ci sono stati dei personaggi grandissimi, persone intelligenti, però sprovvedute. Allora vi devo raccontare 2 storielle. Tu sei una miniera, eh? No, vabbè, ma non assai, no, due. Allora c'era un signore che vendeva le lumache, i cuzzieddi in dialetto. Questo signore vendeva le lumache, i cuzzieddi, vicino alla piazza coperta. Quando stava alla piazza coperta, perché questo è fatto vecchio, che mica è un fatto recente. Allora, stava facendo un cristiano che parlava in italiano, allora disse così: mi scusi, quando vanno a letto le lumache, disse, ce ne sacci? Io non mi va a cuore la sera, non ce ne sacci quando vanno a letto le lumache. Certo, per un apostrofo là scatta tutto un discorso, quando vanno a letto, e poi noi le vendiamo a chili. Esatto, e poi stai poco stato fatto le cristiane, anziane. Cioè io non può vedere, sembra martinese, che teneva la presunzione per vedere in italiano, ma io poi ero analfabeto. Allora si sta a vedere dei tempi di oggi. Allora Giovanni dice a Tonino, oggi non si capisce più nulla. Cioè le femmine che portano i calzi. Che trasgressione, i femmine dei calzi. I calzi, proprio una cosa. Poi femmine che fanno mezza vecchia, femmine che vogliono comandare in dalla chiesa, io non si capisce più nulla. Allora Tonino, che parliamo in italiano, disse: Giovanni,
tu devi sapere che oggi hanno cambiato le tempe, è un'epica brutta. È un'epica brutta, è la filosofia Quindi di adesso Vincenzo, dammi il 5. Grande. Io credo che per Grazie. il momento queste due battute basta. Sì, però restami accanto perché tu puoi dare tanta quota allo spettacolo. Vabbè, stai qua io vicino mi a me. metto al lato. Siamo amici anche nella vita, perciò stai qua vicino a me. Non te ne Io andare, vino Cessat, io vado- Cessat, vieni qua. No, perché voglio che resti No, con me. vabbè, Perché Agosti, per tu carità. hai detto che sono cambiate le tempere, esatto. è un'epica brutta. Perché le tempere che sono cambiate, questi tempi che sono cambiati, hanno inciso anche sul percorso artistico di questo grande concittadino nostro che tutti amiamo ormai, perché lo conosciamo tutti, che è Giovanni Nardelli, che per questa poesia, che poi è diventata una canzone sotto le sapienti mani della chitarra di Vito Carbotti alla chitarra e alla fisarmonica